Napo canta De André è stato il penultimo appuntamento della rassegna Notti fra le note promossa dal Comune di Levi. Il cantautore Alberto Napolitano e la sua band si sono esibiti sul piazzale della chiesa del Curlo. Il concerto verrà trasmesso domani sera, domenica, da Telepace. Vediamo. Ombre de muri, muri de maine, dunde ne vegni, dove le cane. 33 anni di carriera, di cui 22 trascorsi a cantare De André, anni di un successo che non sbiadisce per Alberto Napolitano, in arte Napo, che ha regalato una serata di musica sul sagrato della chiesa del Curlo a Levi. Ma una notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale. Nell'occasione Napo e la sua band hanno proposto anche La Peregina, brano contenuto nel penultimo disco dell'artista, datato 2020, di fatto mai presentato causa Covid. Ad esibirsi insieme a Napo altri 5 artisti di talento: la violinista Alice Nappi, leivese, giocava in casa, il pianista Andrea Vulpani, poi Emanuela Musante alla chitarra, Vito Miccolis alle percussioni ed Enzo Mesiti al basso. A mia la calaria mia cumale, cumale, a mia la cumalaria mia calele, calele, a mia la cumalaria mia, mia cumale. Lo spettacolo faceva parte del ciclo Notti tra le note che il Comune di Levi organizza dal 2009, su spunto di Mario Trabucco, per valorizzare gli angoli meno conosciuti del territorio. La registrazione integrale sarà trasmessa da Telepace domenica 4 settembre alle 21:45 sul canale 12. È stata una serata straordinaria, bella, la cornice bellissima, non la conoscevo, pieno di gente, c'è stato un calore incredibile, quindi siamo tutti contentissimi di questa serata.